con mister Pagano al termine del match tra Bagheria e Partinico Audace. Mister, il risultato di 3-1 è la prima vittoria per lei su questa panchina. Come giudica la prestazione dei suoi ragazzi? Ma devo dire, i ragazzi hanno fatto una gran bella gara. Abbiamo fatto veramente la migliore partita della mia gestione, abbiamo fatto bene, abbiamo cercato di applicare quello che ormai da circa un mesetto stiamo facendo, i frutti del lavoro si vedono, ancora il cammino è lungo, siamo una squadra molto giovane, i giovani sono sempre molto disponibili ad imparare e a sacrificarci, e quindi sono molto contento perché i ragazzi hanno veramente, se li guardo uno per uno, hanno fatto una prestazione eccellente, non credo ci sia un ragazzo che oggi ha fatto male, veramente sono stracontento dal primo all'ultimo della prestazione singola e della prestazione di squadra che hanno fatto. Mister, sicuramente non le piacerà parlare dei singoli, però diciamo che la partita è stata molto indirizzata dai 2 gol di Stassi. Come giudica il suo attaccante? Ma Stassi non lo scopro io, Stassi è uno che ha il gol nelle corde, quindi è un giocatore su cui costruiamo molto la manovra. Non a caso ha fatto 2 gol, ma ne aveva fatto tanti negli altri campionati, sia nel primo scorcio anche nella passata gestione iniziale. Stassi è un grande giocatore, ce lo coccoliamo. Non contano solo i gol che fa, ma conta tutto il lavoro che fa per la squadra, di questo sono molto contento perché sai, gli attaccanti sono molto restii a lavorare per la squadra, invece lui oggi si è sacrificato tanto, così come Minnone si è sacrificato tanto, i ragazzi si cercavano, hanno fatto bene, però dico, è chiaro che la palma se la prende sempre chi fa gol, però posso dire dietro hanno fatto una grandissima prestazione. Flamia, il ragazzino, ha fatto una grande prestazione, Costa veramente bravo, e anche Gastone, Procida, lì dietro non hanno sbagliato nulla, anche a centrocampo, se vedi la prova di Aneli ha fatto una grandissima partita, così come Florio. Devo dire che non posso menzionarli, a questo punto li menzioniamo tutti, anche Fiorentino e Caracappa che nel primo tempo ha preso il calcio di rigore, era una scheggia, Fiorentino, quindi li abbiamo nominati tutti, hanno fatto tutti bene e sono molto contento, e quindi adesso ci alleniamo con più serenità. Questa vittoria non nego che mi mancava e ci mancava, perché abbiamo fatto delle prestazioni in crescendo, col Marsala così, domenica scorsa al Casteltermini abbiamo fatto bene, e quindi oggi si è completato, diciamo, il miniciclo che ci voleva con una vittoria. Chiudiamo con un potenziale obiettivo. Dove può arrivare questo Bagheria? Guarda, dove può arrivare? La società è molto ambiziosa, anch'io lo sono molto ambizioso, ho un gruppo di ragazzi molto forti, è chiaro che numericamente siamo pochini, il direttore e la società lo sanno, vediamo dal mercato potenzialmente dovrebbe arrivare qualcosa perché numericamente siamo pochini e quindi dobbiamo accrescere il numero della rosa, e poi magari si vede qualcosa che arriva per darci una mano su quei ruoli in cui abbiamo numericamente pochi giocatori. E dove può arrivare lo dirà il campionato. Dico che c'è un trio di squadre che secondo me sono molto attrezzate, Piana, San Vito e Parmonval, che sono ben attrezzate, poi c'è un blocco di squadre che cercano di giocarsi un piazzamento ai playoff, quali il Gemini, il Casteltermini, il Marsala che è in netta ripresa, e noi e tante altre squadre. Ci siamo un filotto penso di 6-7 squadre che possiamo ambire ad arrivare al quarto posto, all'ottavo, nono posto, ce la giocheremo in 7-8 squadre, daremo battaglia fino all'ultimo, è chiaro, ogni partita, e poi vediamo dove possiamo arrivare. Grazie mister.